La mia professoressa di devitalizzazione mi guardava dritto negli occhi. Palmas, se ti sei laureato devi dirmi grazie. A malapena riusciva a sostenere il peso di quelle parole in uno dei giorni più belli della mia vita. All'epoca ero timido e introverso. Non sarei mai riuscito a rispondere a un'affermazione del genere, specialmente il giorno della mia laurea. Me ne tornai al mio posto tra i primi posti della platea, in silenzio, senza dar troppo peso a quelle parole. Quello che la mia professoressa non poteva sapere era che quello che per molti laureati dentisti è il piano A, ovvero studiare e lavorare dentro uno studio dentistico di papà, per me non era altro che il piano B. A dire il vero, non avendo un padre dentista, mai mi sarei potuto iniziare un mestiere che si tramanda quasi di generazione in generazione come se fosse una casta. Proprio così, ero un antisistema, un anticasta fin dai tempi dell'università. Fin dai primi anni non mi sono mai riuscito a immedesimare nel come si potesse fare un'attività medica come ci insegnavano a certi corsi di marketing per dentisti, iscrivendomi al golf club di zona oppure frequentando associazioni sportive per coltivare i cosiddetti amici, poi da portare su una poltrona dentistica e spillargli i soldi. Questo era l'ultimo dei miei desideri. Certo, mai mi sarei immaginato di ritrovarmi catapultato dopo 15 anni dal primo giorno di università a gestire uno dei policlinici odontoiatrici più importanti e di maggior successo di tutto l'Est Europa. Mai avrei pensato di ritrovarmi a 34 anni a far parte di uno dei primi 3 team al mondo in grado di offrire le cure dentali più complesse e poterlo fare al costo più basso, mettendo in crisi tutti i colleghi della mia terra d'origine, e in 5 anni dopo la laurea ho realizzato trattamenti costosissimi che tutti i miei professori universitari messi assieme mai riusciranno a realizzare in 10 vite. La storia del mio viaggio è una storia del cambiamento, di cambiamento. Voler ribaltare i valori e il sistema che per decenni ha generato milioni di malati in Europa e nel mondo. Per farlo avrei dovuto prendere delle scelte nette, andare contro tutti e contro il sistema stesso. Così è stato e così ho realizzato l'impossibile, ma questa è un'altra storia. Corrado, dal prossimo anno se non ti lauri le rate dell'università te le pagherai tu. Avevo 21 anni e mio padre non aveva tutti i torti, a dire il vero. Sprecare la propria pensione per pagare la retta universitaria a un figlio con scarsa voglia di studiare non sembrava una cosa sensata. Facciamo però un piccolo passo indietro. Sono nato in un piccolo paese del sud della Sardegna, cresciuto in una famiglia molto religiosa e modesta, con 4 fratelli. A 6 anni ho fatto il chierichetto alla parrocchia di paese e odiavo frequentare l'asilo. Per questo mio padre era costretto a portarmi con sé sul posto di lavoro. La mia era una famiglia in difficoltà economiche, molti figli da tirare su con pochi soldi. Ricordo addirittura che a tavola separavamo i veli dei fazzoletti di carta per farli bastare per tutti. Fin da piccolo sono sempre stato attratto dal poter imparare alle persone molto più grandi di me. Ascoltavo con grande interesse ciò che loro avevano da dirmi come una spugna. Con questo il senno di poi è stato uno dei motivi per cui ho bruciato velocemente le tappe anche nell'ambito di certe decisioni. Le estati le passavo a casa di uno zio che avevo, un programmatore software. Lui mi insegnò l'informatica, per esempio. Creai a 13 anni il mio primo blog e da quel momento continuai ad appassionarmi al mondo dell'informazione. Adoravo leggere libri d'avventura, di giorno studente, di pomeriggio programmatore seriale, grazie a mio zio che mi trasmise questa passione poi rivelatasi utile nel tempo. Quegli anni facevo il boy scout alla parrocchia di paese, amavo le escursioni che facevamo in montagna, soli in mezzo al bosco buio, con una torcia, una bussola e una mappa topografica con destinazione segnalata da raggiungere entro 2 giorni. Quelle esperienze mi fecero apprezzare la natura, i viaggi, la voglia di cavarmela con poco o con nulla, costruire zattere di fortuna, forni a legno nel bosco solo con fango, sassi, accendere un fuoco con nulla. Una delle frasi che mi rimase dentro dei libri che leggevo a quel tempo era quella di Ralph Emerson: non andare dove il sentiero ti può portare, vai invece dove il sentiero non c'è ancora e lascia dietro di te una traccia.
Mi piaceva l'idea di essere la guida di una squadra di ragazzi che si fidavano di me e del mio intuito, persone disposte a seguirmi per chilometri tra le montagne, fuori dai sentieri, solo con una bussola in mano nonostante la pioggia, il freddo e i digiuni. A scuola, alle medie superiori, non sono mai stato un ragazzo popolare, anzi ero uno sfigatello della classe che veniva bullizzato. Il Boy Scout e la parrocchia erano per me la casa sicura, le amicizie vere con cui condividere le mie insicurezze e trovare una guida spirituale in grado di indirizzarmi verso i valori del contributo. Nell'estate del 2003 ero deciso a entrare in università per non apparire come la pecora nera della famiglia. E a scuola infatti non performavo e prendevo le botte dai compagni più grandi. Non avevo tanti amici e sentivo su di me un grosso peso del giudizio dei miei fratelli più grandi, tutti laureati allora. I miei genitori aspettavano un segnale da quel figlio che non aveva una direzione nella vita. Ero sempre stato la pecora nera della famiglia e era giunta per me l'ora della rivalsa. Passai 3 mesi estivi che vanno dal diploma alle selezioni universitarie piegato sui libri a studiare. Passai tutte le selezioni universitarie quell'estate. Quell'anno capii che nessuna meta è irraggiungibile. Quando ti metti un obiettivo, per quanto difficile possa apparire raggiungerlo, la tenacia e la perseveranza sono la chiave di tutto. Non avevo la minima idea se sarei riuscito a finire l'università. Durante gli anni di università il patto era questo con i miei genitori. Loro mi avrebbero pagato le rate universitarie, io avrei dovuto provvedere a tutto il resto, macchina, benzina, libri, uscite con gli amici, fidanzata compresa. Feci di tutto, dall'aiutante dentro un laboratorio odontotecnico, ai kebab, i panini, le pizzette, vendere sui giornali locali merce che acquistavo dopo che ricevevo l'ordine. Sotto necessità mi sarei sempre saputo rimboccare le maniche pur non essendo figlio di dentista. Volevo a tutti i costi diventare un bravo dentista, ma non ero figlio di nessuno, questo era il problema, avevo capito che mi serviva una strategia. Iniziai allora a leggere libri sulle strategie migliori usate dalle migliori aziende a livello mondiale per ottenere grandi risultati. A 21 anni lessi la storia di successo della Xerox, la marca di fotocopiatori professionali. L'azienda offrì i propri fotocopiatori per anni alle aziende per un periodo gratuito di 30 giorni. Dopodiché, se l'azienda voleva, poteva acquistarli a fine del periodo di prova. Da questa piccola storia presi spunto per quello che feci. Decisi di inviare in tutta la Sardegna, nei migliori studi dentistici, una mia video presentazione nella quale mi proponevo come apprendista non retribuito, non volevo soldi. In più rifacevo per loro il sito web, quelle skills che mi aveva insegnato mio zio quando avevo 13 anni. In 24 ore, 20 risposte. Rimasi sbalordito dell'aiuto che le persone sono disposte a darti se proponi loro prima di tutto il tuo aiuto. La prima regola è dare, incondizionatamente. Fu così che scelsi i migliori studi dentistici con i nomi più popolari ma soprattutto importanti, con master, PhD all'estero e riconoscimenti a livello mondiale della mia amata isola. Una tale fama improvvisa non passò inosservata, infatti tra loro si scambiarono poi il mio nome e decisi di seguire gratuitamente per tutto il periodo universitario gli studi dentistici più importanti e focalizzarmi con tutte le energie sulla crescita rapida e sulle conoscenze tecniche e scientifiche dei casi più complessi. Focus 100% sull'eccellenza e poi sull'America. L'anno successivo poi aiutai un rinomato dentista a realizzare un corso dedicato interamente alle riabilitazioni estreme con stampo estetico. Gli studi che dovetti affrontare quell'anno per la preparazione di quel master sotto la guida di più colleghi, a dire il vero, di fama internazionale, mi costrinsero a allargare parecchio i miei orizzonti. In università ero l'unico a conoscere certe tecniche in maniera così approfondita. I miei colleghi nel weekend andavano per locali a bersi 2 birre, io li passavo in biblioteca, a casa, a fotografare e trasformare in PDF libri che prendevo in prestito in biblioteca. Leggevo articoli su PubMed, la autorevole biblioteca scientifica online, e li traducevo dall'inglese poi all'italiano. In breve tempo, grazie ai miei sforzi, alle tante rinunce, alle strategie che mi venivano insegnate, diventai un master di odontoiatria senza essere ancora mai passato per un'università americana.
I miei maestri, che avevano fatto percorsi formativi per più di €500.000 in Svezia, e a Boston e New York, mi stavano imprimendo con forza tutta la loro conoscenza e indirizzando verso le fonti giuste. L'anno dopo mi portarono anche con loro, seguì un corso specifico in bioemulazione in America, Los Angeles, con Pascal Magni, il guru della bioemulazione a livello mondiale. Poi un lungo viaggio in Svezia, Göteborg, la mecca della parodontologia, la cura della piorrea. Ancora non sapevo che tutto questo viaggiare non avrebbe fatto altro che, volente o nolente, allontanarmi per sempre dalla mia isola e dall'Italia. Nel giro di pochi anni mi laureai con tesi dedicata al grande rialzo del seno mascellare, la ricostruttiva più complessa delle basi ossee sui pazienti che hanno perso osso, persino per poter mettere gli impianti dentali, e fu persino premiata come migliore tesi scientifica a Verona nell'anno, sezione implantologia avanzata. Passai dal non essere figlio di papà e figlio di dentista, le strade professionali chiuse, la casta che mi avrebbe per sempre osteggiato, a essere invece sponsorizzato dalle più grandi scuole, i più grandi maestri, pronti ad appoggiare il mio ingresso nelle migliori università americane. La doccia fredda arrivò per me quando scoprì che il costo sarebbe stato ipotecare la mia vita con una banca per €450.000, soldi che assolutamente non avevo, mai avrei potuto permettermi. Di fronte a me si affacciava una scelta ormai obbligata. Ero obbligato a dovermi dedicare ai casi più complessi, lavorando da umile dentista in un quartiere, magari nel paesino sperduto della Sardegna, oppure dall'altra avevo la possibilità di lasciare per sempre la Sardegna e andarmene in Europa e dedicarmi ai casi più complessi in grossi centri. La scelta fu sofferta, ma fu obbligata. Per anni ero stato fuori dalla mia area di comfort, ciò mi aveva fatto crescere tanto, troppo. Gli anni successivi alla mia partenza dalla Sardegna furono per me anni incredibili, incredibili. Fu nell'estate 2011 che sentii per la prima volta parlare di turismo dentale o di pazienti che in genere si curavano i denti in Croazia per risparmiare. Era piuttosto semplice, tutto girava attorno al fatto che all'estero i prezzi sono semplicemente più bassi rispetto all'Italia. Bastava andare su internet, fare una ricerca e trovare decine e decine di centri dentistici in grado di offrire le stesse cure dentali a prezzi più che competitivi. La strategia era trovare il centro più accreditato e tecnologicamente avanzato dove poter mettere in pratica le mie capacità tecniche. Quell'estate stavo preparando la tesi di laurea e avevo ormai preso la decisione di partire, lasciare tutto e tutti per dedicarmi a una nuova vita piena di sfide, delusioni e anche vittorie. Durante le mie ricerche notturne al PC mi imbattei in quella che per me era la clinica più promettente. Tanti dottori, tanta tecnologia e centro corsi. Aveva un piccolo neo, il sito web era scritto con un italiano veramente pessimo. Lavorava tanto con i pazienti dell'Est Europa, ma gli italiani erano ben pochi, vista la scarsità delle informazioni che offriva attraverso internet. Quella notte stessa che feci la scoperta di questa clinica, che curava più di 400 pazienti al mese, riscrissi completamente i testi delle loro pagine. La mattina li inviai alla loro casella di posta e dopo 2 sole ore la mia mail ricevette una proposta di lavoro per gestire i loro pazienti e curarli. Fu per me un fulmine a ciel sereno, e quello stesso giorno la prima cosa che feci fu raccontare questa opportunità al mio migliore amico, l'allora Michael. Lui mi guardò e disse: "Fallo, parti, lo so che prima o poi saresti partito". Risposi alla mail che ancora stavo lavorando alla tesi di laurea, quindi non ero ancora laureato, ma che avrei contribuito volentieri a un supporto a distanza di pazienti che avrebbero voluto chiarimenti medici. Dopo un mese mi ospitarono al centro produzione e quello che vidi fu per me sbalorditivo. Abituato agli studi dentistici di quartiere con 1, 2 poltrone dentistiche, venni folgorato dal vedere una struttura così grande, complessa e ben organizzata. Tutto era progettato per l'esecuzione di quei casi chirurgici estremamente complessi: 10 studi dentistici, sky bar, ristoranti, area fitness, internet point,
l'aspetto logistico, alberghiero dedicato, tutto pulito e nuovo, area marketing, back office per le comunicazioni dopo le cure, qualcosa che mai avevo visto prima. Per un ragazzo isolano della Sardegna come me, quella era diventata la realtà nella quale avrei voluto per sempre lavorare. Al mio rientro in Italia presi la decisione definitiva, volevo realizzare il centro in Europa più avanzato, più competitivo, che fosse interamente dedicato al percorso formativo che avevo fatto durante gli anni precedenti. Per farlo avrei però dovuto abbassare il rischio di impresa e approfondire come mai nessuno aveva fatto fino ad oggi il mercato delle cure transfrontaliere in Europa. Avevo imparato bene che tra il successo e l'insuccesso c'è l'opportunità che incontra la preparazione, quella che molti chiamano fortuna. Avrei passato 2 anni a prepararmi per non fallire. Un mese lo passai a stendere bozze su bozze riguardo la strategia che passo dopo passo avrei percorso per realizzare l'impresa, con rischio bassissimo di fallimento. Avevo persino disegnato la clinica immaginaria, così come io l'avevo immaginata, con i letti ospedalieri e le sale chirurgiche. Avrei però dovuto conoscere tutti i rischi in anticipo e come questi andavano evitati e superati. La cosa migliore per farlo era sapere tutto in anticipo. Come? Semplicemente sarei andato in giro per l'Europa a chiederlo direttamente a chi già aveva avuto successo. Avrei scritto un libro, il grande libro dell'eccellenza del turismo dentale, come farlo in maniera corretta, sicura e come è fondamentale, e cosa è fondamentale per offrire trattamenti sicuri. C'erano due piccoli problemi però: per viaggiare uno avrei dovuto raggiungere tutte quelle cliniche sparse in 15 nazioni e avrei dovuto spendere tanti soldi, e secondo, per lavorare all'estero avrei dovuto perfezionare l'inglese. Oggi parlo un inglese perfetto. Logisticamente avrei dovuto vivere in una città connessa con tutta l'Europa, con compagnie aeree low cost, e decisi che la città in cui avrei dovuto vivere per un anno e che mi avrebbe ispirato sarebbe stata Roma, la città che io porto nel cuore. Qua non ebbi difficoltà a trovare studi dentistici dove lavorare. Arrivai a collaborare persino in 5-6 studi dentistici contemporaneamente. Dal lunedì al giovedì lavoravo, venerdì mattina ero in aeroporto alla volta delle città europee di maggiore interesse per le cure dentali. Il lunedì tornavo a Roma, pranzavo e vestivo nuovamente il camice da dentista. In 6 mesi imparai l'inglese semplicemente dormendo con la CNN aperta sul computer. Il mio cervello sognava in inglese. Di giorno, quando stavo a Roma, lavoravo e di notte obbligavo me stesso a uscire per pub frequentati da ragazzi stranieri di tutto il mondo. Una birra e via, parlavo anch'io l'inglese senza problemi. Dopo 6 mesi non solo avevo praticato tantissimo la lingua inglese, ma mi ero anche fatto decine di amici sparsi in tutto il mondo con cui ancora oggi mi sento e tengo i contatti. In 2 anni ho calcolato di aver volato in aereo l'equivalente del giro del mondo una volta e mezzo. Entrai dentro a più di 100 cliniche dentali, scrissi assieme a loro il libro che sarebbe stato la guida di migliaia di italiani che cercavano di curarsi all'estero. Avevo fatto involontariamente la ricerca di mercato più estesa e approfondita che fosse mai stata fatta al mondo sul turismo dentale. E aggiungo seria. Avevo collezionato quelli che erano gli 80 punti critici nel curarsi all'estero, assieme alle cliniche li avevo smontati punto per punto e ora avevo un'idea più chiara su cosa andava fatto e cosa invece non andava fatto, e l'avrei potuto replicare. Nel mio PC avevo la guida della miglior pratica per creare il polo perfetto a prova di problema, senza trascurare la conoscenza odontoiatrica che avevo approfondito durante gli anni di università e di lavoro a Roma sui pazienti. Le conoscenze tecniche acquisite assieme alla conoscenza della tipologia specifica di questo turismo dentale avevano creato un esperto unico al mondo con 2000 anni di esperienza accumulata presa in prestito dalle cliniche. Ero stato dentro al futuro, tutto ciò che ho poi realizzato sono riuscito a farlo semplicemente con successo perché lo avevo già visto. Ero adesso in grado di creare la clinica di domani nel paese più economico e conveniente di tutta Europa.
Furono le cliniche stesse a suggerirmi di aprire la clinica in Moldavia. Avevamo scoperto assieme che, presi in considerazione tutti i valori importanti per questo genere di attività, la Moldavia era in assoluto la nazione più promettente per realizzare un policlinico dentale con i prezzi persino della metà rispetto alla Croazia. In Croazia un impianto dentale costa 800 euro, in Moldavia 350 euro, non era neanche da discutere dove fare il policlinico. Questo avrebbe significato precedere i tempi e puntare tutto sul paese futuro del turismo dentale. Quello che mi fu insegnato era proprio questo: il turismo dentale non morirà mai, piuttosto si sposterà di nazione in nazione come è sempre stato. Negli anni '80 in Olanda, poi in Ungheria, poi in Croazia. Quando in Croazia i dentisti sarebbero costati quanto in Italia a causa dell'euro, ed è ciò che si sta verificando già da qualche anno, il policlinico sarebbe stato forte abbastanza per non avere pari in Europa. Tutto questo nell'ottica di offrire una struttura longeva in grado di essere sostenibile e restare aperta per i prossimi 20 anni successivi. Mentre le cliniche in Croazia, in Ungheria, Romania, Albania si sarebbero trovate in difficoltà tassative e dunque economiche, noi avremmo prosperato. Fuori dalla zona euro, protetti da una fiscalità bassissima, competitiva in fatto di qualità operativa dei dentisti locali. L'anno dopo, nel 2012, ero già in Moldavia. Qua feci la conoscenza del primo team con il quale poi realizzai il policlinico SOS Turismo Dentale. Il primo anno lo passammo a creare i protocolli, strutturare i primi dipartimenti e realizzare i punti fondamentali per creare un servizio di alta qualità così come mi era stato insegnato e trasmesso. Ancora non potevo immaginare quanto sarebbe cresciuta rapidamente la clinica, quante persone avremmo curato e quanti amici da tutta Europa avrei avuto. Io non lo sapevo, ma c'era tanta fatica da passare. Mese dopo mese, anno dopo anno, saremmo comunque diventati il fiore all'occhiello dell'Est Europa per la riabilitativa più complessa in ambito odontoiatrico. Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita. Ero nel mondo del turismo dentale in Moldavia ormai da più di 1 anno e mezzo. Ancora prima dei risultati, ancora prima del successo, veniva un'unica cosa. Facevo corsi su corsi di chirurgia avanzata, seguivo i maggiori blog, gruppi Facebook d'oltreoceano in America, perché il turismo medico là è una realtà da oltre 30 anni, e seguivo ogni corso di odontoiatria avanzata che mi potessi permettere allora. La mia visione delle cure all'estero, quelle che si chiamano transfrontaliere, delle riabilitazioni estreme, si era allargata parecchio in quegli anni. Mi ero reso conto che mentre la maggior parte delle cliniche dentali come Croazia, Ungheria, Romania, Albania, Bulgaria era impegnata ad accaparrarsi i pazienti a suon di pubblicità solo per fare profitto e chiudere, pochi altri eravamo invece innamorati di poter fare questo per degli ideali ben più alti. Dietro ai malati che curavo si celavano storie di grande sofferenza, privazioni e tragedie familiari. Più ascoltavo le loro storie e più mi rendevo conto che non stavamo curando denti, ma il sistema malato della sanità in Europa. Un sistema perverso che calpesta il diritto umano alla salute, che fa passare il diritto alla salute come un lusso per pochi. Stare nel paese più economico d'Europa, inoltre, aveva un effetto collaterale. Ovvero ricevevo una tonnellata di richieste di casi veramente complessi e all'estremo delle possibilità chirurgiche. Pazienti senza neppure più un dente in bocca, con impianti dentali inseriti qua e là senza criterio, chirurgie secondarie, rifacimenti significa malfatti da altre cliniche dell'Est Europa oppure da dentisti della propria nazione. Avevano speso già 10-20 mila euro, chi 30, noi eravamo rimasti l'unica possibilità, l'ultima. Avevamo non solo un peso morale elevato, ma soprattutto il rischio chirurgico elevatissimo. Ricordo ancora quando con Dottor Vadim, il mio compagno d'avventura, ci parlammo faccia a faccia nell'estate 2014, stavamo caricandoci sulle spalle la responsabilità di 40 chirurgie complesse al mese, offrendo la garanzia vita. Ci trovammo di fronte a due strade, un bivio: non dormire la notte per i rischi che correvamo
o potevamo avere i prossimi anni, oppure prendere di petto le scelte prese e diventare un polo d'eccellenza dove il complesso fosse per noi diventato pane quotidiano. Avevo parlato con decine di cliniche all'estero che avevo conosciuto durante il mio percorso nei precedenti anni e anche loro si erano trovati di fronte a questo bivio prima di noi. Da un lato eravamo spaventati dall'idea di continuare a prendere responsabilità in certe misure e in quantità, dall'altro capivamo la responsabilità morale che avevamo a trovarci ad essere l'unico policlinico nel paese più economico d'Europa per poter offrire queste cure e poter aiutare queste persone. Lo guardai e dissi: Vadim, se non noi nessun altro potrà farlo, dobbiamo farlo. Dobbiamo seguire la strada dell'eccellenza, ribaltare il sistema salute in Europa e magari un domani anche nel mondo, essere d'esempio. Decidemmo di limitare gli ingressi al policlinico per 2 anni, mettemmo un tetto alle chirurgie complesse eseguite e nel frattempo mandammo tutti i chirurghi all'estero, Costanza, Lisbona, Germania, Giappone, Brasile, migliorare e perfezionare a scadenza trimestrale le tecniche più innovative e sicure per grosse chirurgie di ricostruttiva e protesica complessa. Spendemmo un patrimonio di soldi, veramente un patrimonio. Grazie alle banche moldave ci siamo potuti permettere questo rischio. Tutto questo sarebbe stato l'investimento obbligato per stringere contatti con i migliori poi al mondo in questo settore. La parte successiva si realizzò nel 2016, quando riaprimmo le porte ai pazienti, espandemmo ben 3 volte i nostri spazi e filtrammo solo una categoria di pazienti, casi estremamente complessi, con la promessa che se qualcosa fosse andata male ci avremmo rimesso sempre mano a vita. Grandi rischi, grande responsabilità, ma grande senso d'onore. Quello che accadde dopo fu scoprire che i pazienti erano dalla nostra parte, ci hanno sempre sostenuto in tutto, trasmesso la loro solidarietà e forza. In seguito il progetto prevedeva il cambio di paradigma, ovvero combattere lo status quo delle cose, creare il primo gruppo consumatori che assieme a noi avrebbe potuto cambiare il sistema, creare la grande famiglia SOS Turismo Dentale, un gruppo solidale, unito, che ci avrebbe aiutato a far conoscere al mainstream, alla TV, ai giornali, la verità del stato delle cose. Noi mettiamo mano a casi di pazienti malati, dimenticati dallo Stato e solamente perché l'Europa non offre alternativa all'odontoiatria privata, questa è la verità. Creai così la prima petizione in Europa per il dentista gratuito, prendemmo 2 registi dentro al nostro team e creammo una serie web e un film per sensibilizzare l'opinione pubblica. Fu un successo. Capivano tutti cosa stavamo creando, cosa avevamo creato, non un policlinico per loro, ma un loro policlinico, un baluardo di eccellenza e sicurezza che sarebbe stata l'alternativa etica a un mondo salute pieno di conflitto di interessi, dove chi dice ciò di cui tu hai bisogno è stranamente lo stesso medico che poi ti presenta il conto. Il senso della vita è la felicità. La felicità viene dalle piccole cose, dal vedere un anziano tornare a sorridere, da vedere un giovane che può permettersi di vivere senza ipotecare la propria vita con una banca, dal sapere che è stato merito nostro se tutto questo si è realizzato. Il mondo ai miei occhi era completamente cambiato, mi trovavo in una situazione assurda, ero partito 8 anni prima dalla Sardegna per fare riabilitazioni complesse in una clinica di qualcun altro e mi ritrovavo a 34 anni a gestire un polo di eccellenza onesto e aveva creato una grande comunità di gente di grande valore etico. Un mondo quasi nascosto. Decisi di fondare poi un gruppo su Facebook per riunire tutte quelle persone simili a me, persone che credevano nei miei stessi valori, della solidarietà, dell'eccellenza e del gruppo. Quel gruppo oggi si chiama Riabilitazioni Estreme della Bocca e oggi conta centinaia di utenti. Probabilmente ora che guarderai questo video saremo migliaia. In pochi anni quello che era accaduto era puro amore, pura passione. Ancora oggi sento i ragazzi che lavorano con me, frasi del tipo la paga non è alta come in Italia, ma sono felice di venire al lavoro perché siamo tutti simili e guidati dagli stessi valori. Stiamo facendo qualcosa di veramente grande. Questo per me è motivo di orgoglio e lo sarà sempre. I riconoscimenti non sono il traguardo per noi, bensì questo è un altro. C'è una frase di Steve Jobs che da anni mi tormenta: non ci viene data la chance di fare molte cose e ogni cosa dovrebbe essere davvero eccellente, perché questa è la nostra vita.
Questo è quello che fino ad oggi ho fatto in questa vita. Ho perseguito un percorso da autodidatta di odontoiatria avanzata grazie alle mie sole forze, guidato dai più grandi a livello mondiale senza dovermi vendere a nessuno. Ho poi speso più di 30.000 euro in completo autofinanziamento e realizzato quello che fosse il più esteso viaggio sulla conoscenza delle cure transfrontaliere, quindi del turismo medico, nello specifico quello odontoiatrico. Ho pubblicato poi questo mio lungo viaggio con le oltre 100 interviste realizzate che approfondiva il settore del turismo dentale. Ho scritto un libro assieme a più di 100 cliniche dentali di 15 nazioni dell'Est Europa e cumulato più di 2000 anni di esperienza. Ho fatto il calcolo dei professionisti che lavorano da oltre 20 anni in questo settore. Ho fondato il primo policlinico dedicato alla riabilitativa estrema della bocca nel paese più economico d'Europa, nello specifico un policlinico con oltre 70 operatori, estremamente specializzato nella cura di arcate complete con 8 impianti dentali, realizzato il primo campus online con un linguaggio comprensibile dalle persone normali che approfondisce il settore dell'odontoiatria estrema. Ho poi curato più di 3.400 pazienti e creato il sistema che fa risparmiare fino al 90% dal dentista all'estero. Ho fatto risparmiare più di 69 milioni di euro a cittadini europei che non avrebbero avuto altra chance di curarsi se non qua in Moldavia. Ho creato poi un centro in Italia per creare quello che è il primo gruppo consumatori per il settore salute in Europa. Ho scritto poi il mio secondo libro che affronta il tema dell'etica medica, nello specifico della sanità in Europa e di quello che è il conflitto di interessi che l'affligge. Ho creato una serie web TV e realizzato un film sulla salute e il futuro della sanità e l'etica in sanità in Europa. Ho viaggiato per corsi specifici sulle riabilitazioni chirurgiche della bocca avanzate in 4 continenti e più di 45 nazioni. Ho fatto il giro del mondo in aereo, ho calcolato più di una volta e mezza, nonostante la mia fobia di volare. Il vero obiettivo di tutta questa fatica, l'obiettivo è per i prossimi anni mio e del mio team è quello di stravolgere la sanità, il concetto della sanità, realizzare il primo polo in Europa finanziato con fondi pubblici di investimento europeo e che coinvolga più equip di più nazioni, Germania, Regno Unito, Francia, America, Giappone e realizzare lo studio più avanzato mai realizzato per la ricostruttiva complessa della bocca. Se anche tu sei dei nostri, entra nel gruppo Facebook Riabilitazioni Estreme della Bocca ed entra a fare parte degli attivisti che ci stanno dando una mano. Il punto è questo, ognuno di noi parte da uno stato di consapevolezza del proprio problema ai denti differente. C'è chi prova semplicemente un disagio per la mancanza di qualche dente in bocca o avverte una certa instabilità della dentatura, qualche dente che si muove, le gengive che sanguinano e ha paura che sia un problema più grosso, magari di piorrea, ma non avendo mai fatto una diagnosi non ha veramente idea che problema ha. C'è chi si trova senza più un dente in bocca, si è spaventato del preventivo magari fatto nel proprio paese dal proprio dentista per rimettere tutti i denti fissi, oppure c'è chi invece sta già confrontando diversi preventivi magari dall'estero e gli manca però un'idea precisa di come affrontare questo tipo di viaggio. Chi desidera invece trovare in tempi rapidi sicurezza e risoluzione al proprio problema, perché ha già deciso. A seconda dei propri obiettivi ci sono diverse strade da percorrere. Proprio per questo oggi tocca a te. Ti chiedo di rispondere alle domande che troverai sotto a questo video. Dimmi con precisione come posso aiutarti. Io vedrò di farlo nel migliore dei modi. Guarda quindi qua sotto le domande che trovi, occorreranno 20 secondi nemmeno, però questo mi permetterà di aiutarti e inviarti i prossimi giorni un percorso dettagliato su come poter risolvere il tuo problema. Un saluto da Corrado.
C'è una bellissima frase di Ralph Emerson che dice: non andare dove il sentiero ti può portare, va invece dove il sentiero non esiste e lascia dietro di te una traccia. La qualità della nostra vita è uguale alla qualità delle nostre emozioni che proviamo ogni giorno, la possibilità di concentrarci su qualcosa che ci appassiona, che ci interessa, che contamina noi stessi e che contamina anche il resto delle persone. Mi sono sempre rifatto ai valori del viaggio, disegnato per sempre un percorso che avrebbe realmente aiutato tutte le persone che sarebbero arrivate dopo di me. Ho iniziato il percorso molto giovane, all'epoca avevo 1000 idee per la testa, ogni giorno ho cercato di portare e di trasformare il sogno in idea, l'idea in obiettivo e infine trasformare le azioni in risultato. Dal 2010 aiuto le persone più sfortunate a poter tornare a mangiare e sorridere. Un bisogno primario come vedere e sentire che dovrebbe essere gratuito e garantito per tutti i cittadini. Provo gratitudine per queste gambe che mi hanno permesso di arrivare dove sono oggi. Per me lo scopo è sempre stato quello di potermi svegliare la mattina, dire grazie, anche oggi mi sono svegliato, e poter lavorare alle mie idee, alle mie passioni. Questa è la felicità. Un dentista italiano era riuscito a entrare dentro a più di 100 cliniche dentali e a scrivere assieme a loro il manuale del turismo dentale che avrebbe aiutato migliaia di persone. Quando ci comportiamo tutti allo stesso modo non possiamo far altro che ottenere quello che ottengono tutti quanti. I giornalisti dovrebbero viaggiare, come ho fatto io, raccontare il mondo per com'è con tutte le alternative che offre. La paura di curarsi in Europa ha costretto migliaia di malati a non poter più né sorridere né mangiare. Francamente la disinformazione e la sanità privata le trovo una violenza che violano i nostri diritti. Scoprì che un grande network acquistava 3 milioni di impianti dentali per 27 euro, per rivenderli poi a 2000 euro ciascuno. La verità l'ho dovuta cercare e sudare, nessuno te la viene a regalare. La realtà di ciò che è giusto, sbagliato, onesto, non è chiara e soggetta alla nostra percezione, al nostro modo di vedere le cose, che spesso è influenzato da altre persone, dalla società in cui viviamo, dai messaggi che passano in media. Ovviamente questo è deleterio. Bisogna sbloccarsi, percepire la realtà per quello che è, perché il modo di vedere la realtà è solo uno. La realtà è come è davanti ai nostri occhi e non ciò che ci vogliono far credere. Il mio viaggio inizia dopo aver toccato con mano la sofferenza delle persone. Una decisione importante e netta, dimenticare se stessi per dedicarsi agli altri. Il progetto è stato complesso e la chiave è stata scomporre il progetto in tanti piccoli pezzi. Quando non si sa qual è il proprio obiettivo, la propria meta, dove si vuole andare, spesso si finisce per non arrivare da nessuna parte. Chi mai vorrebbe seguirci se nemmeno noi sappiamo dove stiamo andando? Quando diciamo di sì a qualcuno, stiamo dicendo di no a qualcun altro. Il problema è quando quel qualcun altro sono le migliaia di persone che hanno urgenza di essere aiutate oggi. Penso di essere una persona che ha imparato a dire di no nella vita. Sentirsi vivi per me significa creare qualcosa conforme ai propri ideali e ai propri valori.
Vivere il proprio scopo nella vita. Per me significa mettere a disposizione degli altri il tempo e l'intelligenza che mi sono stati donati. Per portare grandi cambiamenti nel mondo non basta sognare in grande, devi agire in grande. Il piacere deve arrivare dalle piccole cose, puntare a lavorare sull'eccellenza, sul miglioramento quotidiano. C'è una bellissima frase di Steve Jobs che dice: non ci viene data la chance di fare molte cose e ogni cosa dovrebbe essere davvero eccellente, perché questa è la nostra vita. E un saluto da Chisinau, dalla Moldavia, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. Questo è il Dipartimento di Bioemulazione. Questi sono gli spazi dove viene realizzata la linea Premium e la linea Superior. Qua nascono le linee dentali più sofisticate al mondo. Qua ci sono tutti i ragazzi che si occupano di far nascere dal design prima digitale al computer tutte le linee dentali che vengono poi montate nei nostri policlinici sia in Romania che in Moldavia. Qua potete vedere le postazioni di scansione dove vengono acquisiti i file delle impronte che arrivano qua fisicamente e ricevono anche tutte quelle che sono le impronte invece digitali che arrivano dai nostri policlinici caricate quindi attraverso internet. Qua vedete per esempio Liviu, il nostro capo design che si occupa della ricezione e trasmissione dei dati poi ai policlinici, e anche i robot che abbiamo in Romania. Vedete quanti sono i designer. Questo è il futuro. Qua invece abbiamo la parte, possiamo dire, sporca, dove vengono creati i gessi, dove vengono create le basi su cui poi vanno a lavorare con gli altri dipartimenti alla realizzazione finale della dentatura. Questa invece è la sala macchine dove ci sono i robot, la sala di controllo con gli operatori che montano i file che devono essere poi riprodotti in fisico, in 3 dimensioni, e qua abbiamo i computer che vanno a trasferire quindi i dati che ci arrivano dai ragazzi che si occupano del design, vengono caricate le arcate sopra le basi di fresaggio oppure di produzione metallica. Lì vedete i macchinari che fisicamente trasformano il disegno tridimensionale in un oggetto. Qua vedete per esempio le macchine di produzione del titanio,
strato dopo strato vanno a riprodurre quelle che sono le tridimensionalità create con il computer. Vedete, questo ha creato già 242 strati di 719. Quando avrà completato la fusione di tutti gli oltre 700 strati, questa macchina verrà aperta e si andranno a rimuovere dalla base quelle che sono appunto le strutture realizzate. Questi sono invece i robot fresatori. Qua stanno producendo dei denti che verranno poi mandati alla clinica, riabilitazioni estreme, da montare sopra gli impianti dentali. Il paziente è quello che ha fatto per esempio l'implantologia. Qua invece vengono fresati sempre da altri robot quelli che sono i denti di zirconio che vanno posizionati sopra alla arcata per esempio superior. Questi sono i materiali che si usano, ok? Sono materiali che vengono dalla Germania, dall'America o dall'Italia. Qua abbiamo invece i ragazzi designer. Andiamo negli altri dipartimenti, ci spostiamo. Andiamo oltre e andiamo verso l'area dove vengono poi fisicamente realizzate le montature dei denti sopra alle barre metalliche. Questa per esempio è l'area dove viene assemblata superior. Qua abbiamo invece i ragazzi che si occupano degli aligner, degli allineatori che ci permettono di raddrizzare i denti. E qua invece abbiamo il dipartimento di ceramica dove viene finalizzata la riabilitazione, quindi ceramica. La nostra sala conference, qua invece vengono fatte le riunioni e le riunioni mensili con tutti i ragazzi. Qua abbiamo la reception più tutti gli altri uffici amministrativi. Io vi faccio un saluto qua da Chisinau, dal nostro centro di ricostruttiva, di biomodulazione. Un saluto a tutto il gruppo. Ciao.